Andiamo avanti per la nostra strada con le nostre idee e progetti per Agrigento. Il messaggio di Epolis continua ad essere questo ed ancora oggi il candidato sindaco Salvatore Pennica mantiene il profilo di indipendenza politica, anche se dalle parole pronunciate dal segretario nazionale del PDL Angelino Alfano dopo il tramonto della candidatura di Nicola Grillo, l'identikit del sindaco ideale del PDL sembra ricondurre proprio a lui. Pennica ringrazia Alfano per gli apprezzamenti, ma strizza l'occhio anche al leader del Partito Democratico Angelo Capodicasa. Secondo indiscrezioni, l'accordo tra Pennica ed il Terzo Polo potrebbe andare a buon fine. Le dirò che di Alfano mi ha fatto piacere che da 20 anni, dal 92, non lo vedo, non lo sento, e mi ha fatto piacere più registrare dalle sue parole il complimento sul tratto professionale. Perché io credo che prima della politica, quando c'è un riconoscimento personale, questo fa piacere. La posizione di Pennica è semplice ed è la posizione di chi vuole amministrare questa città con un programma e di chi vuole non dedicare il proprio tempo alle trattative, ma ragionare di quale Agrigento dobbiamo amministrare. E allora, se siamo d'accordo sulla Agrigento da amministrare, Pennica e quindi Epolis è pronta a recepire le migliori proposte. La grande coalizione. Sulla grande coalizione non le faccio mistero che io ho un rapporto personale, non politico, con Angelo Capodicasa. Lo ritengo un politico accorto ed avveduto. Con lui ho parlato della esigenza di dare a questa città un governo che si occupi delle cose concrete, però sono anche realista e prudente, perché ieri l'avvocato Arnone ha dichiarato di essere il candidato di un partito della grande coalizione ed io ancora non ho avuto smentita. Detto questo, a noi interessa solo ed esclusivamente trovare punti di incontro sul programma, perché lo dico e lo ripeto, se amministreremo Agrigento lo amministreremo senza tessera di partito, nel senso che non saremo degli amministratori politici ma dei cittadini amministratori. Questo è lo spirito della candidatura. L'attrae più il PDL o la grande coalizione? Mi attrae un Agrigento che possa cambiare, mi attrae camminare per le strade e non avere le scaffe, mi attrae consegnare una città con un tasso di disoccupazione minore, mi attrae poter vedere la mia città riconsegnata agli agrigentini, mi attrae una città senza colore ma con molto calore, il calore della gente che poi verrà spontaneamente quando le cose si faranno. Vogliamo fare le cose. Incontrando i giornalisti, Pennica ha consegnato copia della lettera inviata al procuratore di Agrigento Di Natale, al prefetto Ferrandino e alle forze di polizia, nella quale chiede di vigilare su coloro che partecipano alle riunioni elettorali pubbliche. Si potrebbe profilare che nel corso delle riunioni possa partecipare qualche soggetto noto alle forze dell'ordine ed io, sin da adesso, dico chiaro qual è il mio messaggio elettorale. Non sono nelle condizioni di promettere nulla, sono nelle condizioni di assumere un impegno, amministrare questa città con rigore, correttezza e soprattutto con una campagna elettorale che deve essere visibile nel rapporto tra il candidato e il cittadino che vuole partecipare.